E consigliere Venturini, parliamo di autonomia del Veneto. È stata una proposta vecchia in pratica di Forza Italia, di cui tu fai parte come partito. È stata anche poi ovviamente difesa e cavalcata dalla Lega, ma soprattutto quello che è la verità è che è stata votata di gran lunga sia in Veneto che in Lombardia. Ma il problema è che di fronte a questo, sembra che questo referendum sia un altro referendum che già prima del Covid, ricordiamoci, era già stato un po' dimenticato. Sembra la classica un po' farsa. Si riesce a riprenderlo in mano oppure no? È stata una battaglia nostra, del centrodestra Eh sì. moderato, perché sto pensando, se vi ricordate, alla Lega, il vero e proprio il cavallo di battaglia è rappresentato dall'indipendenza. Ecco, è stato un po' il centrodestra moderato che ha proposto invece l'autonomia come argomento da sostenere, inteso come realtà, quella del Veneto, inserita nel contesto nazionale, quindi rimane il concetto dell'unità d'Italia, ma autonomia intesa nel senso che ci gestiamo nel nostro territorio le risorse che qui rimangono, senza, resa in maniera molto banale, senza mandare a Roma le risorse, che poi Roma ce le ritorna sul territorio, noi le tratteniamo a monte e ce le gestiamo. Questo è il concetto di autonomia, assumendoci tutta la responsabilità, nel bene o nel male, perché quando si amministra si Sì, introduce, deve essere fondamentale il concetto della responsabilità. sì. Ora, la manovra che ha fatto Zaia, cioè quella di proporre un referendum per cercare di avvalorare ulteriormente questa richiesta che proviene dal territorio veneto, in un primo momento era stata accolta anche a livello nazionale, vi ricordate, con certa enfasi, dopodiché più passa il tempo, più Roma Sì. tende in qualche maniera ad annacquare, no? Vuoi poi la pandemia che Complice? ha contribuito in qualche maniera a così divergere, a portare oltre l'attenzione, però resta una questione che è tanto sentita dal nostro territorio. Se più di 2 milioni di veneti, a prescindere dalla colorazione anche politica, si sono espressi a favore dell'autonomia, vuol dire che c'è un'istanza tanto forte che proviene da questo territorio e io sono convinta che non è che possa essere così coperta o rischia di, non so, essere sopita. Sì, Inascoltata. sì, ci possono essere dei periodi in cui magari viene tralasciata, viene Chiaro. messa da parte, però io sono convinta che rimane sempre lì, pronta appena c'è l'occasione a riproporsi. Speriamo si riesca a renderla attuabile perché è una normativa fondamentale e anche perché il Veneto si è dimostrato capace di poter essere autonomo e quindi Sì, poi adesso abbiamo anche responsabile. il ministro Gelmini, che appunto in qualche maniera rappresenta anche delle realtà, vedi quella lombarda piuttosto che quella veneta, perché proviene da quest'area geografica, quindi coglie molto lo spirito di questo territorio. Ecco, come ministro che si occupa dei rapporti con le regioni, e secondo me potrebbe molto dire la sua da questo punto di vista, magari anche cercando di superare certe resistenze che il ministro Boccia in qualche maniera dava dimostrazione di avere. Chiaro, chiaro.